Erano previste 100.000 persone ieri alla Mezzia Terme per l'arrivo di Papa Benedetto XVI, ma alla fine ne sono arrivate circa 40.000. Sarà stato il maltempo a far desistere i fedeli dal mettersi in viaggio, anche se la mattinata ha accolto Joseph Ratzinger con il sole. Nel corso della sua prima visita pastorale in Calabria, il Papa ha celebrato la Santa Messa, recitato l'Angelus e chiesto ai calabresi di reagire alla criminalità e alla disoccupazione. Ennesimo tentativo di suicidio a Crotone da parte di un immigrato. Mohamed Kone, 29 anni, è salito su una gru in Corso Mazzini con un cappio al collo, minacciando di gettarsi e chiedendo il riconoscimento dei propri diritti. Solo 9 giorni fa un altro immigrato aveva minacciato per ben 2 volte di uccidersi per lo stesso motivo. Anche stavolta i vigili del fuoco sono riusciti a farlo scendere. Il rischio emulazione sale nella città che ospita il centro d'accoglienza più grande d'Europa. È arrivato oggi a Reggio Calabria il primo volo proveniente da Torino. La tratta è stata attivata dall'Italia a partire dal 10 ottobre 2011 per 2 anni, 2 volte a settimana, lunedì e venerdì. Il presidente del Consiglio provinciale, Antonio Roi, ha convocato la stampa per parlare del rilancio dell'aeroporto nel sistema turistico del territorio. All'incontro con i giornalisti presenti anche i vertici del CDA Sogas. Nel posticipo della 9ª giornata del campionato cadetto, la Regina si impone per 3-1 sul Bari. Amaranto in vantaggio al 5° minuto con Rizzato. I Galletti trovano il pari subito con Marotta, ma poi ci pensa Ragusa con una doppietta a fissare il risultato sul 3-1. Pari esterno invece per il Crotone a Modena. Fa tutto Eramo. Nel primo tempo porta in vantaggio gli squali e nella ripresa insacca alle spalle del proprio portiere nel tentativo di contrastare Greco. La Regina sale a quota 14 in classifica e il Crotone va a 6.